Banca Prealpi San Biagio è presente in queste progettualità ed è presente insieme alle comunità, alle sue comunità. Questi sono progetti che nascono da condivisione di valori ed intenti e non potrebbe essere diversamente. La coprogettazione necessita di tanti elementi, necessita di lavoro, di tanti volontari, delle parrocchie, necessita dello sforzo dei tecnici, necessita di risorse economiche e necessita anche di un'iniezione di fiducia e di uno sguardo proiettato al futuro. È davvero un grande valore quello che viene da questi straordinari video che sono stati realizzati grazie al sostegno di Banca Prealpi e che riverberano, possiamo dire, nel web le bellezze del patrimonio storico-artistico contenuto all'interno delle chiese del nostro centro storico. Davvero sono tanti questi valori e queste eccellenze, da Tiziano a Pordenone a Paolo Veronese, ma anche ai grandi cicli che condividiamo anche con il Museo Civico di Treviso, di Tommaso da Modena. Davvero un'operazione meritoria che aiuta davvero a conoscere, a valorizzare e a mettere insieme la comunità, il territorio e il patrimonio dei beni culturali. Per noi non è subito una questione turistica, potremmo dire, ma è soprattutto il bisogno che questo patrimonio ha di comunicarsi, perché è niente altro che la memoria viva di una storia di arte e di fede che le nostre comunità hanno scritto nel territorio in 2 millenni di storia. Sì, un progetto straordinario all'insegna della conoscenza, della bellezza, della storia, della cultura delle nostre chiese, utilizzando un linguaggio molto vicino ai nostri giovani, quindi i social, i podcast che ora vanno molto di moda e che mi fa piacere vengano utilizzati proprio per trasmettere questo tipo di messaggi che devono generare in noi consapevolezza di appartenere ad una città e ad una comunità straordinariamente ricca e orgoglio di raccontarla anche attraverso questi strumenti digitali che sono davvero importantissimi. Quindi ringrazio Banca Prealpi, ringrazio QDP News per aver realizzato questo lavoro davvero straordinario e adesso invito tutti a essere orgogliosi e consapevoli delle ricchezze della nostra città.